settimo milanese, inseguendo quel suono la storia, giusto? Sì, la storia è una storia, un concerto in realtà. Mi accompagnano Fausto Beccalossi e Claudio Farinone, rispettivamente alla fisarmonica e alla chitarra. Io parlerò un pochino della storia di Morricone, ovviamente non potremmo dire tutto perché come si può fare a dire queste tante vite